questo 2010. Giovanni Del Ben, medico, anatomo-patologo, ci rivedremo ovviamente la prossima settimana, fa il punto della situazione settimanale sulla sanità, o quantomeno perché, magari cercando di capire cosa accadrà. Essendo l'ultima trasmissione dell'anno, ben trovati, guardiamo all'anno nuovo e facciamo magari un pronostico semiserio sociosanitario. Salute. Le aziende ospedaliere diventeranno più efficienti. Gli anziani saranno mandati a casa prima. Nettuno e Plutone si metteranno contro chi vuole meno direttori e più dottori o meno consiglieri e più infermieri. Per dimezzare le liste di attesa, la giunta regionale consentirà di aspettare in doppia fila. Ospedale. Se si fosse fatto l'ampliamento, nell'anno nuovo si faria anche l'incovo. Mercurio in opposizione farà aumentare la libera professione. Territorio. Comina. Resterà tutto come prima. Nutrizione. La luna in calent favorirà le diete. È in arrivo il terzo pollo. Le carni bianche fanno bene. Vecchio scioglilingua veneto. I gai. I polli temono la Lega. Lavoro. Giove favorirà lo sviluppo dell'industria dei tavoli. Aumenteranno le riunioni. Finanze. Il pianeta protettore degli elusori sarà in aspetto favorevole. Il Siori sarà più Siori, ma dovrà pagare il ticket. Per l'opposizione di altri pianeti, il Poiretti resterà Poiretti, ma sarà esenti ticket. Sindaco. Autorità sanitaria locale. Cosa succederà del sindaco? A Bolzonello succederà del ben. Oroscopo finale. Sarà un anno favorevole per i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Giornalisti. Al direttore del TPN, 7 aprile, Ariete, sarà assegnato il premio Nobel ma simpatico. Provincia. La nostra provincia è dell'Ariete, essendo costituita il 6 aprile del 68. Ed essendo Ariete, per Pordenone andrà benon. Auguri. Benissimo, ha fatto un attimino, si è tolto i panni di medico, anatomo-patologo, ha messo i panni del mago Telma, lo preferisco un attimo